Salve a tutti, facciamo adesso un esercizio in cui dobbiamo calcolare la differenza di due quantità che hanno ciascuna un errore di misura. Mettiamo che un uomo sale su una bilancia e ottiene un valore di 92 più o meno un chilogrammo quando ha indosso uno zaino e poi sale sulla bilancia anche senza zaino e ottiene un valore di 80 più o meno 1 kg. E ci chiediamo quanto è la massa dello zaino e quanto è l'errore sulla massa dello zaino. È ovvio, dobbiamo fare x meno y. X meno y, e in questo caso dobbiamo fare 92 meno 80, che sarebbero 12 kg. Ma questi 12 kg quanto hanno di errore? Anche se noi stiamo sottraendo, gli errori non si sottraggono, non è che la misura diventa più precisa. Al contrario, gli errori si sommano, perché potremmo eventualmente aver sbagliato di un chilogrammo in più in entrambe le volte, oppure di un chilogrammo in meno entrambe le volte. È ovvio che l'errore assoluto qui è un chilogrammo più un chilogrammo, 2 kg. Quindi 12 più o meno 2 kg. Qui ho messo lo stesso valore qua e qua perché sembrava sensato per l'esercizio, però in generale questo valore può essere diverso da questo. E quindi abbiamo 12 più o meno 2 kg per lo zaino. Allora, quando noi sommiamo o sottraiamo due quantità con l'errore, si sommano gli errori assoluti. Scriviamo la regola allora, in base a questo. La regola generale. Abbiamo due quantità, x e y. X è x medio più o meno delta x e y è uguale a y valore medio più o meno delta y. E allora x più y è uguale valore medio di x più valore medio di y. E poi più o meno ho detto che si sommano gli errori assoluti. Delta x più delta y. Se invece sottraiamo le quantità, qui si sottraggono le misure, i valori medi, e abbiamo più o meno sempre la somma degli errori assoluti. Ecco, perché se uno vede solo la formula sembra complicato, ma in realtà il senso è questo qui che ho appena spiegato in questo esercizio. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.